Un primo pugno scagliato con una forza inaudita, poi due aggressori escono e rientrano e scagliano un nuovo colpo che fa crollare il barista a terra. Nelle immagini delle telecamere interne del bar La Piazza di Tencarola, la violenza spietata dei due fratelli moldavi contrapposta ai modi gentili del barista cinese che li invita a non bere più. Anche il secondo aggressore è stato arrestato, il 42enne ricercato si è costituito, i carabinieri lo hanno rintracciato a Battaglia Terme all'interno di un distributore di benzina. Nelle scorse ore avevano controllato tutti gli amici e la rete di conoscenze e il 42enne alla fine si è consegnato spontaneamente insieme al fratello 32enne residente vicino a Chioggia. Nel frattempo il barista 27enne è ancora molto grave in ospedale, come ci racconta la sorella Chimera al telefono. Mio fratello ha una botta al cervello dentro a sinistra che crea un ematoma quindi cerebrale e ha detto che questa cosa non va bene e lui rimarrà addormentato per almeno 10 giorni, però oggi mi hanno chiamato di nuovo dicendo che il sanguinamento è peggiorato e quindi lo hanno trasferito di nuovo, però questa volta in neurochirurgico e adesso penso che il fratello sia in sala operatoria. Fondamentali le prossime ore e i prossimi giorni per il giovane Ken, da tutti conosciuti come Marco, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto il quartiere è in apprensione per lui. È un ragazzo bravissimo, dolcissimo, disponibile. Lavorava tutto il giorno, disponibile con il cliente, umile. Queste cose succedono sempre ai buoni, non dovrebbero succedere neanche agli altri, però proprio a lui è una persona veramente molto umile, molto umile, bravissimo, educato, sempre sorridente, cioè non doveva succedere una cosa di questa. Marco è stato aggredito perché si è rifiutato di servire da bere ai due clienti arrivati nel suo bar già alterati dall'alcol e con atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli altri avventori. Io ringrazio veramente a tutti i clienti, anche ai vicini che ci hanno aiutato tanto, hanno chiamato l'ambulanza, anche i carabinieri e hanno cercato anche di separare il fratello da quei due aggressori.